Per quanto riguarda i reati di pedopornografia, come si muove la Polizia Postale in questo? Ci sono sia dei metodi di prevenzione ma anche di contrasto precisi. Esattamente come ha detto lei. L'attività viene proprio svolta su questi due ambiti, l'attività di prevenzione, e adesso vi dirò in che cosa consiste, e l'attività di contrasto o di repressione, anch'essa molto pervasiva e molto importante, che ha portato nell'anno in corso dei risultati molto soddisfacenti. Dico molto soddisfacenti anche se dovrei dire purtroppo soddisfacenti, perché più persone denunciamo, di più il fenomeno è diffuso, però può anche voler dire che la risposta dell'organismo di polizia è una risposta molto importante ed efficace. Per quanto riguarda appunto il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori online, dobbiamo dire che l'attività della Polizia Postale è organizzata attraverso un centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, che è un centro e un'eccellenza in Europa e nel mondo e che coordina tutte le attività dei compartimenti delle varie regioni, tra cui appunto anche quella del Veneto e quindi quella di Venezia. Da lì partono le segnalazioni che possono arrivare da tutto il mondo, perché il coordinamento, voi capite che questo di cui stiamo parlando è un fenomeno che non riguarda il Veneto e che ha origine in tutto il mondo, perché si tratta di commercializzare, produrre e diffondere immagini, video, clip, qualsiasi cosa di contenuto multimediale che è il prodotto di uno sfruttamento sessuale di minori. E con minori intendiamo, nella legge, per quello che è il testo della legge italiana, dai 18 anni in giù, quindi con la minore età, che sappiamo, ribadisco, essere fino a 18 anni. In questa materia l'attività di prevenzione sostanzialmente si concretizza questi incontri, diffondere le attività che noi facciamo, fare un efficace monitoraggio della rete internet, perché il monitoraggio della rete internet è importante per trovare siti, per trovare centri virtuali, punti virtuali dove possono rintracciarsi appunto materiale che viene diffuso illecitamente. Questa è un'attività che viene fatta a livello nazionale quotidianamente e costantemente da tutti i compartimenti dell'Italia a rotazione, H24, e serve per andare ad inserire quei contenuti che possono essere illeciti e possono trovarsi in qualsiasi parte del mondo, perché il World Wide Web, come potete immaginare, non ha confini e riguarda la rete del mondo. Poi potremo trovare dei contenuti illeciti su un server in Nuova Zelanda, in Cina, in Russia, in Brasile o in qualsiasi altra parte del mondo. Ecco, questo è una delle prime attività, è quella proprio di filtrare questi contenuti e quindi non renderli più accessibili dalla rete italiana, ovvero sia tutti gli utenti italiani, perché ovviamente stiamo parlando di un organismo di polizia, la Polizia Postale delle Comunicazioni italiana, che può ovviamente agire in questa maniera solo concentrandosi su quello che è un target italiano, cioè è una forma di nazionalizzazione, è una misura di nazionalizzazione per impedire agli utenti della rete italiana a collegarsi a questi siti attraverso il cosiddetto inserimento di queste risorse in una blacklist, e quindi vengono oscurate. Quindi dal momento che noi le inseriamo, perché le troviamo, tutti quelli utenti che si collegano dalla rete italiana, da un provider, da un internet service provider italiano, non possono più raggiungerli dall'Italia. L'attività di prevenzione, come lei mi ha chiesto, si concretizza anche nel andare nelle scuole a contatto diretto con i bambini, perché di fatto stiamo parlando di una fattispecie criminale, di una tipologia criminale, di un fenomeno criminale che è diretto ovviamente a violare la libertà dei nostri minori, dei nostri adolescenti, dei nostri studenti, dei nostri ragazzi. Queste sono le attività di prevenzione. Le attività di repressione nascono perché ci sono le denunce dei minori, ci sono le denunce dei genitori, ci sono le segnalazioni che provengono da vari organismi internazionali nell'ambito di attività investigative, perché non dimentichiamo che questa materia è particolarmente sensibile, particolarmente delicata, e come strumenti messi a disposizione della polizia giudiziaria, cioè della polizia che indaga, c'è anche l'attività sotto copertura, cioè proprio c'è anche un'attività per poter accedere a determinati canali con falsi nomi, con falsi profili, con false identità, per andare a scoprire dall'interno quello che sono le organizzazioni, quello che sono le persone che hanno queste finalità. Quindi diciamo che l'apparato normativo, parlo di quello italiano, mette a disposizione sicuramente gli strumenti particolarmente efficaci che ci consentono di
Su questo, giusto per dare anche un dato che può riguardare il 2020, consideriamo che il 2020 noi lo dobbiamo prendere in considerazione sotto vari aspetti, perché a fini statistici i numeri sì ci dicono tanto, ma dobbiamo anche considerare che il 2020 è stato un anno particolarmente differente dagli altri, perché come ben sapete tutti, con l'avvento della pandemia da Covid-19, i nostri ragazzi sono stati costretti a studiare a distanza, no? Abbiamo conosciuto cos'è la DAD, no? e sono stati relegati a stare in casa per evitare forme di contagio ed attuare il distanziamento, e questo ha sicuramente accentuato le ore, incrementato le ore attraverso le quali loro stanno collegati col mondo. Se vogliamo, è stata anche una sorta di ancora di salvataggio per loro, perché stare chiusi in casa per tanto tempo, la loro finestra sul mondo era internet, erano i dispositivi elettronici, erano i cellulari, erano i tablet, e questo ovviamente ha comportato che cosa? Che più ore stai e più ovviamente cresce la possibilità che tu possa essere avvicinato da. Solo nel 2020, perché ho raccolto giusto questo dato, che sono dati che sono stati diffusi nell'ambito appunto dell'evento del Safer Internet Day, se noi le vogliamo relegare al Veneto oppure dobbiamo considerarli in ambito nazionale, le ripeto solo per una questione di memoria. Per quanto riguarda quello nazionale, l'aumento dei casi trattati in ambito nazionale per le materie che riguardano appunto i minori, si parla di un aumento del 132% dei casi trattati, quindi vuol dire che dai quasi 1400 del 2000 siamo passati ai 3200 del 2020, che se vogliamo considerarlo e volessimo analizzare gli incrementi degli anni precedenti, sì, l'utilizzo, lo sviluppo, la diffusione delle nuove tecnologie, non c'è mai stato un aumento di questa portata. Se invece vogliamo tornare ai dati del Veneto, noi abbassiamo questa media, perché i casi trattati siamo arrivati a qualcosa come un 16% in più, però la cosa esorbitante che balza l'occhio per quanto riguarda la Regione Veneto sono il numero delle persone indagate per questi fenomeni, cioè delle persone che sono state da noi individuate, sono state denunciate all'autorità giudiziaria. L'aumento in questo caso è del 107%, cioè dal 2019 parliamo di poco più di 80 persone, al 2020 parliamo di 172 persone, quindi un aumento molto importante. Sensibile in questa materia è stata anche l'aumento di tutte quelle segnalazioni che provengono a livello internazionale, che sono sfociate su indagini che abbiamo aperto qua in Veneto, perché anche qua c'è stato un aumento del 120%, segnalazioni che vengono da organismi internazionali. Per capirci, avrete sentito, sapete che in ambito internazionale ci sono molti organismi che lo fanno anche no profit, che vanno alla ricerca di queste immagini e le segnalano agli uffici di polizia corrispondenti, e questo è un fenomeno assolutamente internazionale.